Buonasera, ricordiamo agli amici telespettatori che la programmazione della serata continuerà con Telenutria, il telegiornale Veneto. Vi auguriamo una buona serata sul Veneto imbruttito. Abbiamo finito? La porta! La porta! Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, la vostra emittente televisiva preferita. Vediamo subito i programmi della serata. Alle 19:30 la rubrica Alibaba e i 40 ladroni, un interessante documentario sulla politica italiana. Alle 20 il programma Cotto e vomitato, tutti gli errori da evitare in cucina. E alle 21 il film per adulti Lei suona il piano e lui la tromba. Buona visione a tutti su Telenutria. Diamo ora spazio alle anticipazioni del nostro TG. Prendola. Durante la cerimonia, questa futura sposa stava promettendo felicità eterna al suo sposo, ma purtroppo la testimone aveva appena ascoltato un CD di Gigi D'Alessio. La sventurata ha vomitato il pranzo del Natale 1985. Dolo. Stava facendo il matto con la bicicletta quando si è staccata la ruota anteriore. È ancora in corso la ricerca dei testicoli. Era in vacanza in Egitto quando è caduto dal camelo mangiando 2 kg di sabbia. La bestia sta ancora ridendo. Bastia di Rovolon. Stava casseggiando al parco giochi del paese quando è caduto come un caco. Porcassi a catinelle. Montegalda. Doveva essere il giorno più bello della loro vita, ma questi due giovani sposi hanno scelto un testimone davvero insulso. Salendo sull'altare è inciampato, urtando la sposa che cade in acqua, trascinando il parroco che seguì la sposa che bagnò il vestito che al mercato suo padre comprò. Vigonza. Voleva fare la ballerina di lap dance, ma durante il provino ha fatto una grande figura di caca. Lobia. Stava correndo dal dentista per una piccola carie. Ora ha la dentiera. Ronca. Voleva fare uno scherzo ai suoi genitori mettendo un petardo nel WC, ma quando è scoppiato il water è saltato per aria. Sua madre l'ha pestato talmente forte che gli ha fatto uscire i denti dal naso. Jesolo. Si stava esibendo con la sua orca in un ossia acquatico, quando ha preso un colpo di coda degno di Rocco Siffredi. La ragazza è rimasta gravida. Pronti, partenza, via! Le regole erano molto semplici, ma a occhio questa atleta di Marcon non ha capito un'ostia.